civile. La verità è che l'idea che avete e con essa l'ideologia che muove questo governo è tutt'altra. Primo, l'articolo 48 del decreto del fare attribuisce al nostro Ministro la competenza della Difesa, la competenza in materia di supporto logistico ed amministrativo nel commercio d'armi con l'estero per conto della nostra industria nazionale. Secondo, Finmeccanica si muove in maniera determinata nel senso della dismissione del settore civile per investire tutto sullo sviluppo e la produzione di sistemi d'arma, nuova frontiera della massimizzazione del profitto in un settore nel quale davvero non c'è crisi di mercato. Terzo, la discussione intorno ai decreti discendenti della legge 244 di riforma dello strumento militare dichiara infine in maniera chiara ed evidente che il programma di acquisto dei cacciabombardieri F-35 non è una scelta dovuta al caso, ma la coerente conseguenza di una riorganizzazione della difesa verso un assetto sempre più aggressivo, orientato a un protagonismo internazionale del Paese che non ci piace e sul quale non ci convinceranno né gli slogan né gli spot pubblicitari. Il cerchio si chiude, onorevoli colleghi, le tessere del mosaico hanno preso il loro posto ed hanno generato un'immagine chiara, nitida, della strada intrapresa e del New Deal nazionale. Chi ama la pace arma la pace. Perciò sarebbe giusto acquistare nuovi blindati, cacciabombardieri, elicotteri da combattimento, navi militari, alla faccia della spending review che è stata imposta alla spesa sociale e previdenziale del Paese. In Italia si spende una cifra di poco inferiore ai 30 miliardi per il sistema della difesa e per gli investimenti in nuovi sistemi d'arma. Anche questa è ideologia. 7 miliardi per le fregate classe FREMM. È il capo di Stato Maggiore della Difesa Binelli Mantelli a dirci che 7 miliardi non sono sufficienti. 12 miliardi per il programma d'acquisto dei cacciabombardieri F-35, 28 miliardi stimati di spesa se si sommano i bilanci del Ministero della Difesa e la quota parte destinata dallo sviluppo economico agli investimenti in sistemi d'arma. Se aggiungiamo il costo complessivo delle missioni e delle ulteriori acquisizioni di sistemi d'arma operate anche in questi mesi, scopriamo una cifra enorme, una massa enorme di risorse finanziarie che collide con le difficoltà che si manifestano sistematicamente quando si parla di esodati, di copertura degli ammortizzatori sociali, di borse di studio, di investimenti per il lavoro e lo sviluppo, solo per citare alcune delle voci dell'emergenza sociale di questo Paese. Non è forse ideologica, quindi, nel senso marxiano del termine, l'operazione che ha portato il 27 settembre alla firma del contratto per l'acquisto del 7° lotto del programma F-35? In barba alla mozione approvata dalla maggioranza solamente qualche settimana prima e che vietava nuove acquisizioni senza il parere del Parlamento. E non è forse umiliante scoprirlo da un documento dello Stato Maggiore della Difesa americana invece che dal nostro Ministro della Difesa? E non è forse imbarazzante per il Parlamento e per i parlamentari della maggioranza scoprire che la loro mozione, tanto sudata nella mediazione interna, è diventata carta straccia in ossequio ad accordi già presi e che nulla possono fermare, nemmeno la ragionevolezza e non certo la condizione sociale drammatica nella quale vive il Paese. Ci è stato spiegato che quella mozione produce un impegno differito, cioè assume valore una volta onorati gli impegni contrattuali di acquisto assunti 2 anni prima. Insomma, un atto pubblico della massima istituzione della Repubblica viene subordinato a un istituto di diritto privato, la volontà del Parlamento prevaricata dagli accordi con Lockheed Martin. Così è, se vi pare. Irresponsabili, ci è stato detto. Ed irresponsabili siete voi invece, vi diciamo oggi, dal momento che avete voluto persino impedire che si potesse dare un giudizio diversificato, puntuale, missione per missione, sul decreto che stiamo discutendo. Il Governo e la maggioranza hanno scelto di non spacchettare questo decreto e personalmente non ho ancora capito perché e non ci rassicura e non ci convince che la promessa dello spacchettamento arrivi per il prossimo decreto. Ad esempio noi pensiamo che fra la missione afghana e quella in Libano corre una grande differenza di approccio, di obiettivo e persino nei risultati concreti finora prodotti sul campo e nelle relazioni con gli attori regionali. Si è prodotto invece l'ennesimo decreto omnibus, con dentro di tutto di più,
e noi ci rifiutiamo di cadere ancora in questa trappola e di stare dentro questa logica. In conclusione, noi pensiamo che questo decreto missioni, l'approccio e l'atteggiamento tenuto dal Ministro e dalla maggioranza disveli più di ogni denuncia urlata il quadro nel quale ci stiamo muovendo, la logica che governa questi provvedimenti e l'ideologia per l'appunto dei poteri forti di questo Paese. Noi con le nostre forze, poche o molte che siano, perché non è la cifra elettorale che fa la differenza delle idee, pensando di parlare alle orecchie ed alle coscienze di una fetta più ampia del Paese, scegliamo la strada giusta, quella dell'opposizione ferma, ciò che voi chiamerete ostruzionismo e che noi invece chiamiamo interposizione pacifica, un'interposizione politica, non mercantile, che esprime il più netto e radicale dissenso sul piano culturale nei confronti di una politica estera e di un nuovo modello di difesa sbagliato, inutile agli interessi del Paese, ai bisogni dei popoli, alla necessità della pace. Grazie.